La lavorazione del corno consiste in varie fasi. Innanzitutto bisogna modellarlo. Io li faccio in terracotta, per cui parto dall'argilla, prendo un pezzo di argilla, lo modello e gli do la forma di un corno. Dopodiché va rifinito. Bisogna aspettare che si asciughi e poi successivamente va cotto in un forno apposito per l'argilla che sale a circa 1000 gradi centigradi e la cottura dura circa 12 ore. Dopo la cottura bisogna aspettare appunto che i corni si raffreddino e in quel momento poi possono essere dipinti. Abbiamo due tecniche per dipingere i corni: c'è la lavorazione a ceramica che si fa dipingendo il corno con degli smalti che vanno poi successivamente ricotti sempre nel forno della terracotta. In alternativa lo si può dipingere con dei colori a freddo, io utilizzo gli acrilici, e poi va rifinito con una specie di smalto di lucido che va a fissare il colore e a rendere il prodotto più brillante. Il mio negozio ha sede in via San Gregorio Armeno. Via San Gregorio Armeno è famosa in tutto il mondo perché è la strada dell'arte presepiale, pastorale e dell'artigianato napoletano in generale. Mi piace mantenere un livello realmente artigianale dei prodotti che vendo, cosa che non c'è in tutte le botteghe di San Gregorio Armeno purtroppo. Quello che io voglio fare è mantenere i simboli della nostra tradizione, ma rivisitarli, dandogli dei colori nuovi, magari delle tecniche di lavorazione nuove, di rendere questi simboli magari anche più attuali per l'arredamento odierno, per i gusti odierni. Quello che mi importa è perpetuare la tradizione, quello che ci è stato già tramandato da qualcuno e che noi abbiamo il compito di tramandare, dandogli il giusto valore.